Presentato ieri presso l'Università di Palermo la seconda edizione del Master di secondo livello dal tema digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica, promosso da Terna nell'ambito del progetto Tyrrhenian Lab, in collaborazione con gli Atenei di Palermo, Cagliari e Salerno. Presenti Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato di Terna, Francesco Del Pizzo, direttore strategie di Terna, presidente e coordinatore scientifico al Tyrrhenian Lab, il professore Massimo Midili, magnifico rettore dell'Università degli Studi di Palermo, che hanno presentato ai neolaureati interessati al corso l'offerta formativa, i dettagli delle materie previste e gli obiettivi dell'iniziativa. Terna, l'azienda che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, ha pianificato un investimento di 100 milioni di euro dal 2022 al 2026 per favorire lo sviluppo di competenze ingegneristiche, informatiche, statistiche e manageriali necessarie a gestire un sistema elettrico in costante evoluzione. Una volta terminato il Master, i 19 studenti selezionati, con il supporto degli atenei coinvolti, saranno assunti da Terna e potranno operare nella sede di Palermo in qualità di esperti ed esperte di algoritmi, modelli per il mercato elettrico, sistemi di analisi, regolazione e gestione degli apparati di campo e sistemi di automazione di stazione. Significa tanto perché in realtà è innanzitutto un ragionamento di prosecuzione di un percorso che già è stato avviato l'anno scorso con un dottorato di ricerca di 100 milioni di euro insieme alle altre università di Cagliari e Salerno, ma oggi il Master incide evidentemente su una fetta di popolazione ancora più qualificata e con un livello di professionalizzazione ancora più alto. I numeri sono ancora aumentati, siamo passati da 46 a 57, quindi 57 ragazzi in possesso di laurea magistrale potranno sviluppare questo master, il che significa una porta d'accesso al mondo del lavoro immediato, anche con quadri dirigenziali alti, quindi non soltanto un buon lavoro ma anche un lavoro estremamente qualificato in chiave di occupazione. Quali sono gli obiettivi quindi per la transizione energetica che volete raggiungere con questo master? Tutto l'Ateneo è rivolto a questo tipo di problematiche. Come sapete noi abbiamo costituito qualche mese fa il Centro per la Sostenibilità che prevede la presenza di 17 colleghi, tutti esperti dei 17 SDG previsti dall'Agenda per le Nazioni Unite per il 2030. E l'Ateneo sta avviando un percorso di decarbonizzazione, di trasformazione verso la transizione energetica con fotovoltaico, impianti green, riduzione del carbone e dei carburanti, del combustibile, quindi siamo veramente molto impegnati in questo senso, creando anche quella che si chiama la cultura della transizione energetica, perché al di là dei fatti che prevedono la trasformazione proprio di alcune opere, di alcune strutture dei nostri edifici, stiamo cominciando a fare dei corsi dedicati, quindi stiamo introducendo la cultura nei confronti dei ragazzi di un tema che diventerà ed è diventato dominante nelle nostre agende. Ha un significato non soltanto simbolico, noi sappiamo bene che stiamo combattendo una battaglia molto complicata che è quella della migrazione intellettuale e culturale dei nostri ragazzi che purtroppo migrano in territori del centro e nord Italia o addirittura all'estero nella speranza di un buon lavoro. Ecco, questa è un'operazione concreta di grande visibilità a cui noi daremo il massimo impatto mediatico perché i ragazzi devono comprendere che da Palermo si può raggiungere un'occupazione importante anche al nord, ma partendo da Palermo o restando a Palermo. Ecco, è un concetto un po' importante questo da sottolineare, da stressare, perché oggi il concetto di south working è sempre più presente, sempre più pervasivo e molte aziende del nord stanno cominciando ad avere questo nuovo approccio di tenere a casa i nostri ragazzi investendoli poi in chiave intellettuale evidentemente in lavori che sono anche centinaia o migliaia di chilometri lontani. La transizione energetica richiede lo sviluppo di grandi infrastrutture ma anche di tanta intelligenza. La Sicilia è una terra ricca di risorse naturali, del vento, del sole e di tantissime iniziative imprenditoriali che puntano allo sviluppo di fonti rinnovabili. In questo c'è l'impegno di Terna di creare le infrastrutture che serviranno nel futuro a integrare queste risorse e a rendere decarbonizzata l'Italia. Abbiamo investimenti importantissimi come la Chiaramonti Uffici Mine, ma soprattutto il
Tyrrhenian Link, che è l'opera più importante che stiamo costruendo e che prevederà un investimento di 3,7 miliardi di euro, forse l'opera più importante che Terna abbia mai realizzato. Ma questo non è sufficiente. Per poter guidare la transizione c'è bisogno anche di tanta intelligenza, e l'intelligenza si costruisce attraverso il mondo delle competenze, attraverso la digitalizzazione, ed è il motivo per il quale abbiamo intrapreso questo percorso di specializzazione che vede l'Università di Palermo diretta protagonista e soprattutto grande sponsor di questa opportunità per i giovani di tornare nella loro casa a fare un lavoro bellissimo, che è quello di lavorare sulle tecnologie innovative vocate alla transizione energetica. La possibilità quindi di imparare e contemporaneamente essere utili al Paese, essere utili alla Regione, e oltre a questo anche la possibilità di rimanere nella propria terra. Noi siamo orgogliosi di questa iniziativa, che vede la seconda edizione quest'anno, con numeri che cresceranno anche da un punto di vista dei partecipanti, e siamo sicuri che si tradurrà in un'opportunità di sviluppo del territorio e anche di creazione di valore per tutta l'Italia.